Soddisfazione bagnata per Martina Sartoretto, la nuova campionessa assoluta di completo del Veneto, incoronata lo scorso weekend al centro equestre Albereria di Sandrigo, in provincia di Vicenza, dove si sono svolti i campionati regionali. Oggi sono partita con la voglia di fare bene, diciamo, e sia io che il mio cavallo ce l'abbiamo messa tutta, siamo contenti del risultato. Diciamo che dietro le quinte è impegnativo, per conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi è dura, però insomma cerco di fare il possibile per fare al meglio entrambe le cose. La nuova campionessa amatori junior è Nicole Simioni, mentre nella categoria amatori senior vittoria di Alessia Cappellari, che dopo aver partecipato solo poche settimane fa allo stage di Pietro Sandei si può proprio dire che abbia raccolto i frutti di quelle belle giornate di crescita sportiva. Il mio cavallo si diverte moltissimo nei percorsi di cross ed entrambi veramente diamo il massimo e spingiamo proprio alla grande. E a chi dedichiamo questa vittoria? Beh, ovviamente alle mie istruttrici e alla famiglia. A vincere nella categoria debuttanti junior è stata Anna Bendoni, mentre per i debuttanti senior Margherita Fochesato. Per la categoria esperti, gradino più alto del podio per Martina Andreetta. Sono molto felice e soprattutto dopo tanti anni di sforzi sono riuscita a vincere il campionato esperti, una grande emozione per me e per tutta la mia famiglia. La dedico al mio istruttore Leandro Ballan e ai miei genitori che mi hanno accompagnato in questo percorso. A gareggiare anche i più piccoli, nella categoria Pulcini AB, vittoria di Mahel Bottarell. Matilde Valentini invece è la campionessa Pulcini A. Un weekend di sport ma soprattutto di festa al centro equestre Albereria, impegnato per il secondo anno nell'organizzazione del campionato, che ha registrato un successo di iscritti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, in particolar modo dall'Austria. Molti ragazzi hanno fatto anche il passaggio di categoria, quindi molto positivo. Sono partiti appunto dalla categoria più bassa, che è la Welcome, per poi arrivare anche alla categoria 1 come passaggio molto importante. Come politica appunto della scuderia abbiamo pensato di dare un piccolo riconoscimento, anche se banale, però a tutti i partecipanti, e con questo vediamo anche le facce magari dei più piccolini che sono molto gratificati e felici di ritornare l'edizione successiva. Qui abbiamo cercato di rendere le cose tecniche ma molto agevoli e molto fattibili anche per i più piccolini, per insegnare a loro come si va a cavallo, per cercare di portare loro un rapporto tra uomo e animale, tra ragazzino e animale. A fare la differenza il percorso di gara, dinamico e tecnico, con salti e combinazioni, molto accattivante per gli atleti. Ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare, il passaggio dal giorno alla notte, come diciamo noi, per quanto riguarda il bosco è sempre una richiesta molto interessante. Abbiamo una meravigliosa area boschiva qui, nella quale è inserito un laghetto molto impegnativo e alcuni ostacoli con fosso che hanno oggi fatto la differenza per molti cavalieri. Devo dire che gli istruttori si stanno dando veramente tanto da fare, i cavalli sono sempre più ginnasticati, preparati, i cavalieri sono sempre più pronti a affrontare le prove in maniera molto molto positiva, quindi buona qualità e una bella lotta, devo dire. Il completo Veneto continua a crescere. Lo scorso anno la squadra ha conquistato la vittoria nella Coppa delle Regioni. Tante soddisfazioni sono arrivate anche nel progetto sport. Dunque una disciplina che unisce e che fa bene agli atleti e alle famiglie che li supportano. Si vive all'aria aperta, si socializza soprattutto, si sta insieme e si crea quel clima conviviale che magari alle volte viene un po' perduto nell'attività sportiva. E posso aggiungere che nel percorso di cross ci si diverte un sacco. Ci si diverte, c'è un tifo molto sano e c'è l'adrenalina a 100.
Questo caratterizza fortemente questa disciplina in cui la parte agonistica sportiva non trascura mai quella che è la relazione anche fra concorrenti istruttori, fra tecnici, ma anche proprio fra familiari. Come comitato regionale posso esprimere una grande soddisfazione per questo sviluppo che la disciplina del completo sta avendo in Veneto, grazie ovviamente all'attività del Dipartimento, grazie all'attività del consigliere responsabile che è Giuseppe Pozzato, nonché proprietario di questa meravigliosa struttura. Quindi l'auspicio è quello di continuare a migliorare.